quante registrazioni sono state fatte? Sia in termini di pezzi, tra virgolette, da archiviazione e in termini di durata? Sono pubbliche in questo momento, sono 3.555 pubbliche, però ce ne sono un bel po' sotto dietro che magari non sono ancora state sistemate, quindi devono essere ancora pubblicate. Sì, scusate che qua non si capisce. Con la tua sensibilità per il suono sei partito così, eh? I fonici non hanno mai in mano il microfono. Questo è vero, lo tengono, è vero, non ci parlano. Quindi scusa, 3.355, diciamo, singole registrazioni, ho capito bene? Sì, dal progetto sono quelle pubbliche, se vuoi con il meno ringrandire la mappa vedete poi tutta l'Italia e qualcosa anche dall'estero, perché qualcuno ha partecipato anche all'estero. Sì. Okay. I puntini rossi sono quelli che contengono più suoni, diciamo, quelli gialli sono quelli singoli. L'Italia sicuramente è quella presente, poi dire ancora se vuoi. Esatto. No, cioè rimpicciolire, scusa, andare fuori di zoom. Vedete, tendenzialmente l'Italia sono tutti lì. Poi ci sono un'altra cinquantina di suoni in giro per il mondo che hanno mandato per curiosità, insomma c'è da Bombay, cose di questo genere qua. Ok. Qual è il potenziale utilizzo se esiste un potenziale al di là della documentazione, diciamo dell'essere una risorsa di studio, quale può essere un potenziale utilizzo di questi suoni? Beh, oddio, allora qui c'è da dire, sicuramente da come nasce questo proprio il progetto Covid, che nasce in un giorno molto particolare perché era quando stavano chiudendo il Veneto, proprio che hanno chiuso l'8 marzo, noi avevamo l'appuntamento per parlare del progetto generale, Paesaggi Sonori Italiani, a Roma il 9 marzo e nonostante tutto io ho preso un treno e abbiamo fatto questo incontro al bar perché anche a lui gli hanno chiuso il ministero, cioè stavano chiudendo tutto e abbiamo parlato un attimo di paesaggi sonori italiani e ho detto ok, ne riparliamo poi a settembre e via. Il giorno dopo, la mattina, ho detto ok a settembre, però perché non cogliamo questa palla al balzo in cui lanciamo questo appello di raccolta spontanea da parte di tutti di questo cambiamento che sicuramente affronterà l'Italia nel spegnere il nostro frastuono quotidiano e quindi di trovare un paesaggio sonoro che sarà completamente diverso, totalmente inusuale, totalmente non più riproducibile, si spera, almeno così, perché veramente anche soltanto chi abita nelle zone qui di Venezia, sapere di non avere un aeroporto che funziona, Treviso, queste cose qua, quindi un silenzio frastornante, e quindi perché non avere la possibilità, provarci almeno di mettere le mani su questa documentazione, che è unica e sarà, cosa ne faremo? Boh, intanto si raccoglie, perché poi studiarla c'è il tempo. Io sono convinto che possa raccontare molto di più una documentazione sonora di 10 minuti che un'immagine. Cioè le quantità di informazioni in un ambiente sonoro sono tantissime, a noi sfuggono sempre perché non siamo abituati ad ascoltarle, ci siamo dimenticati un po' come si fa. Il lockdown, secondo me, per molti di noi è stato spiazzante perché è stato come andare a vivere in una casa nuova, dove il paesaggio sonoro intorno a te cambia completamente e il nostro udito, che comunque come priorità ha anche quello di tenerti al sicuro, perché ti accorgi se sbatte una porta, cioè quello di allarmarti. Quando uno va a vivere in una casa nuova si deve abituare a come suona la casa nuova, a tutto quello che sono i rumori nuovi, svuotarsi di quello che è la propria quotidianità, che tu hai memorizzato negli anni, il cervello che memorizza tutto quanto, e riabituarlo ti disassa e ti dà però la possibilità di ricominciare ad ascoltare storie nuove e cose di questo genere. E credo che sia stata un'occasione importantissima, soprattutto per darla poi a chi la studierà. Ci sono registrazioni magari di una notte intera a Milano, dal Tetti di Milano, cioè confrontarla con lo stesso periodo, capire qual è l'impatto sonoro, appunto, acustico a livello anche di salute, di quanto effettivamente ci condizioni il suono continuamente. Queste cose secondo me sono momenti in cui vale la pena provare
a studiarli. Ti chiedo due cose tecniche. La prima, le modalità di registrazione di suono che erano richieste. La seconda, adesso ci hai fatto vedere questa mappa, ma volendo consultare questo database, questo archivio, come si fa e come è organizzato, al di là della come dire, collocazione geografica? Sì, allora io vorrei dire una cosa, perché nasce questo archivio? Innanzitutto perché è un po' la base di tutto. Io ho avuto la fortuna di passare 25 anni accanto al grande maestro Armando Olmi e ho fatto di tutto per poter proprio succhiare da lui tutto quello che poteva essere succhiabile. E lui ha basato tutta la sua formazione su quella che si chiama la postazione per la memoria, quindi l'osservare la realtà perché è l'unica cosa vera, quindi è documentale quella cosa lì, e soprattutto perché se conosci la realtà sai rifare anche la fiction, quindi sai il dettaglio, queste cose qua. Il progetto proprio di Locator Sound, quindi la possibilità di mappare il mondo intero di suoni. Hai la possibilità di andare in alto sul menu, se scrolli in alto e vai Search Soundscape, sul menu, esatto, Search Soundscape, il terzo menu, esatto, On the Map, sì esatto, questa qua, ok. Questi sono i suoni che più o meno ci sono su tutta la mappa, che sono 5.000-6.000 suoni, insomma. La possibilità di fare in modo che tutti quanti possano sentire come suona il mondo dalle altre parti, cioè questa possibilità. È un progetto che nasce con delle velleità appunto abbastanza improbabili, che poi si è convertito in realtà creando uno strumento professionale, quindi uno strumento che rispetto a delle librerie diverse facesse il focus sul poter archiviare paesaggi sonori, in cui la descrizione del paesaggio sonoro è molto complicata, perché le informazioni che ci sono all'interno di un paesaggio sonoro sono veramente tante e soprattutto finalizzate a ritrovarle, perché quella è la difficoltà. Di avere un archivio importanti, ok, però ritrovare quello che hai dentro l'archivio è veramente complicato. Quindi è stato messo su un sistema che comunque tenesse fede a quelli che sono le richieste professionali, broadcast, delle possibilità di archiviazione e di registrazione. Quindi messa su uno strumento che fosse sicuramente finalizzato ai professionisti della registrazione, quindi fonici, eccetera, eccetera, che possono aprire un loro negozio e vendere i propri ambienti sonori a chi li utilizza mettendoli nei propri film, però accingendo non a registrazioni fatte in un certo modo, a registrazioni fatte con determinate caratteristiche, microfoni da loro descritti, con la persona che ci mette in prima persona la faccia e queste cose qua. Ovviamente questo non è sufficiente per poter raccogliere comunque la documentazione. È stata aperta una possibilità progettuale che appunto non entra nei meccanismi di vendita, diciamo, del coso, e che accetta anche altre tipologie di formati di registrazione. Durante il lockdown è stato molto importante perché tutti a casa, anche gli stessi fonici professionisti, magari avevano l'attrezzatura da un'altra parte della città e non potevano andarla a prendere, capito? Quindi l'importanza anche di riscoprire la tecnologia che abbiamo in mano tutti i giorni e quindi di provare a usare un telefonino per non perdere l'occasione, perché se no non ci sarebbero registrazioni. Quindi per questo e anche appunto per l'università è stata data la possibilità di raccogliere anche attraverso telefonia una serie di dati, di cose che però poi non finiscono in quelli che sono i canali broadcast del sito. Come sono ricercabili? Ci sono dei filtri? Sì, puoi dare un po' di spiegazione della... Ecco. Vai un po' in su sulla mappa, cioè vai sopra, sempre scroll esatto, lì c'è in alto a destra il secondo c'è un cerca, no quell'altro. Ecco, per esempio qui uno può cercare tutto, secondo anche se è giorno, mattina, notte, sera, pomeriggio, montagna, se stava piovendo o non piovendo, ci sono una quantità di informazioni. Sentire uno? È possibile farne sentire uno? Certo, guarda, puoi andare in uno qualunque, per esempio. Scegli tu uno significativo, magari del Polo Nord, vedo. Esatto, guarda, prova ad andare qui in cima dove c'è 4 nel Polo Nord. L'hai già sentito cosa c'è nel Polo Nord? Sì, quelle lì ci sono delle registrazioni delle Svalbard. Svalbard, certo. Vai, clicca ancora, 2. Chissà cosa succedeva nelle Svalbard. C'era il lockdown pure lì? No, questi non è il coso, questi sono dei silos delle Svalbard, puoi andare in play.
Questo, a parte l'inizio che ci sono io che mi muovo, magari. Questa come si carica il carbone, se ce la faccio a prenderlo, eccolo qua. Prova a cliccare proprio sul titolo là che entri dentro. Questa è da fare una preview. In verità se uno entra dentro c'è proprio il suono, le contaminazioni, si vede tutto quanto. Adesso non vorrei annoiarvi con questo. No, ma è interessante. E questo un professionista può usarlo? Questo un professionista, tipo Creative Commons? un professionista può tranquillamente vedere se intanto è gratuito o a pagamento. Se è a pagamento viene acquistato attraverso il prezzo che vuole chi lo vende, quindi assolutamente non ci sono cose di questo genere. E può scaricarsi o tutto il suono oppure può scaricarsi anche solo 20 secondi e quindi pagare soltanto una parte. In più ti dice che tipologia, questo è un LCR, per cui non vuol dire che sono 3 canali, cioè racconta tutta la tecnologia utilizzata, i microfoni utilizzati e via. Insomma, dietro c'è molto da un punto di vista appunto di raccolta di dati per sapere il più possibile, tenere traccia, memoria, perché metterli dopo è sempre complicato. Sì, se posso aggiungere, Francesco diceva giustamente che vista la situazione è stata data la possibilità di registrare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma non come dire senza alcuna direzionalità, cioè con delle indicazioni precise che hanno dato Francesco e Nicola di come effettuare queste registrazioni, ma anche per esempio hanno fatto riflettere, anch'io ho riflettuto, sulla durata della registrazione perché questa materiale fosse parlante, significante in qualche modo e per esempio ancor più forse dell'indicazione tecnica su come impostare il cellulare, anche questo tipo di considerazioni sono state indubbiamente per noi molto importanti. E poi ascoltando anche adesso Francesco mi veniva un'altra riflessione. Noi spesso quando vediamo un film, no, a volte nascono delle polemiche perché il film è ambientato in un posto ma girato in un altro, no? E quindi questa tensione che si crea fra questo scarto, no, tra l'ambientazione e il luogo di ripresa. Beh, questa domanda sul suono non ce la facciamo mai. Ah, certo. E quindi quel è vero, suono... però arriva, perché alla fine sì. Se tu che vivi quel certo. luogo, senti altri suoni... Ma molto meno. Quindi parlando prima di sensibilità, poi a volte sì, perché ti arriva, non so, magari il montanaro che conosce perfettamente anche le foglie e sa come suona la foglia, però generalmente per esempio questo tipo, al di là che siamo d'accordo o meno, insomma poi nello specifico bisogna vedere l'osservazione, però anche questo è un segnale di quanto poco il nostro udito medio sia allenato. No, in verità questo è il discorso, quanto noi gli diamo importanza, perché il nostro udito medio è allenatissimo. È lentissimo perché lui, cioè, se attraversa una strada, passa la macchina e non guardi, la senti e quindi ti salva la vita. Cioè, la sveglietta la mattina la senti, se sbatte una porta in più la senti, tutto il resto sta lì. È proprio per quello, è che noi non siamo più, cioè non ci vogliamo rendere conto di quanto il suono, l'ambiente condizioni la nostra vita costantemente. Io ho avuto un'esperienza molto bella durante il lockdown, appunto, a partecipazioni a università, a incontri con scuole, eccetera, eccetera. Una bellissima che ho avuto con una scuola di Parma, dove insegnano ai loro ragazzi paesaggi sonori, quindi l'importanza del paesaggio sonoro anche a livello da un punto di vista di salute, di cosa, ai ragazzi dalla prima alla terza media. Cioè, questa educazione appunto all'ascolto, cioè, forse ce lo stiamo un po' perdendo, sarebbe materia... Diciamo che comunque adesso, al di là dell'attenzione negli ambiti di studio, per esempio anche le passeggiate... Soundwalking. Esatto, si stanno diffondendo molto, quindi insomma c'è tutta una... Sì, il problema è poi che vai a passeggiare con la gente che ti spiega, ma stai zitto che ascolto, perché infatti la durata che diceva, quando dice quanto ascolti, io per esempio quando mi metto lì con i microfoni a fare un ambiente, sto anche un'ora, perché poi mi perdo via, ma perché... Comunque, se tu registri un minuto, a meno che non sei di fianco a una cosa che fa un determinato rumore, non avrai mai una descrizione, un'evoluzione di quello che succede intorno a te. Un aereo che passa, queste cose qua.
tu devi lasciarle andare, perché iniziano a spuntare le storie da sotto, proprio quello che parla lontano, quell'altra cosa, proprio mettersi in posizione di ascolto e magari non aver la fretta. Io ho visto il primo anno, appunto, mettevano su almeno 1 minuto di ambiente, minuto, che non sia 1 minuto di più. No, invece adesso questa qui, ci sono veramente registrazioni molto lunghe, molto belle, sì, ha funzionato. Allora, se ci sono domande del pubblico, è il momento giusto per farle. Ci avviamo verso la conclusione. Io volevo chiedere ai nostri ospiti qual è il futuro di questo progetto, quali sono... Adesso il lockdown non diciamo niente, diciamo che attualmente è finito, speriamo che non ce ne siano altri. E qual è il futuro, l'evoluzione del progetto, o se ci sono altri progetti in cantiere sempre su questa falsariga. Per quanto ci riguarda, ovviamente è il momento giusto di far partire il progetto grande, diciamo. Proprio perché dalle cose poi che sono uscite, di fatto ci siamo resi conto che l'aspetto didattico e formativo è centrale, nel senso che si sviluppa un'attenzione a qualcosa che prima risultava una specie di sottofondo piatto. E quindi tutti gli istituti che sono disponibili a lavorare in questa direzione ci permettono di elaborare proprio un modello di sensibilizzazione che creerà e amplierà questo archivio grande che speriamo di costruire nei prossimi mesi. Quindi le istituzioni, come ripeto, e i privati che sono disponibili a lavorare insieme, ben vengano. Farah? Assolutamente, io credo che poi proprio da questa presenza di figure con saperi, esperienze, professionalità diverse possa nascere un progetto forte, perché appunto si diceva l'istituto, per esempio, le modalità di conservazione, di valorizzazione, che non è solo la conservazione per lasciarlo là, no? Ma anche una cultura di come questi materiali possano essere consultati, utilizzati e reimmessi sia nelle pratiche professionali sia nella dimensione, come dire, della narrazione. E quindi assolutamente centrali. Da parte nostra io credo che il cinema italiano, voglio dire, sicuramente non possa che arricchirsi di una formazione che anche a partire dai primi anni dell'università mobiliti questa sensibilità, e quindi c'è tutta una dimensione professionalizzante per quanto mi riguarda del cinema che è assolutamente importante. Noi ci stiamo già ragionando, è emerso un grande entusiasmo e quindi, come dire, contiamo di tornare su questa scena con un altro progetto strutturato. Francesco, adesso tornerai sui set prepotentemente, quindi non te ne occuperai più. No, io me ne occupo anzi sempre, costantemente, anzi sarò a Roma, quindi ho la possibilità di entrargli in casa più facilmente. Mi ha tenuto lontano col lockdown, ma sicuramente sì. No, io sono felicissimo di aver trovato comunque queste collaborazioni, perché comunque il ruolo dell'istituto, dell'ex discoteca di Stato è fondamentale, e credo che un archivio di Stato sia il luogo migliore per conservare comunque questi beni immateriali, queste memorie storiche nostre. Siamo aperti a qualunque cosa, andiamo avanti con questo progetto e con molti altri, si spera di sensibilizzazione, soprattutto anche qua in Veneto, che c'è bisogno sull'importanza di questo. Chiudo una piccola cosa, perché in effetti le descrizioni, vedere come persone che abbracciano registrazioni di questo genere, che arrivano magari da percorsi turistici, leggano in quello che ascoltano qualcosa che è completamente diverso da quello che magari legge un antropologo o un geografo adesso, che arrivano vergini nel mondo del suono, quindi non vanno a cercare già qualcosa, dicono come suona questo posto in generale. A proposito di turismo, poi insomma si parla molto dei turismi, no, alternativi, di nicchia, della necessità anche di inventare formule di turismo, cioè in generale chiaramente, ma in particolare ora,
Beh, questo è un settore che ha delle potenzialità incredibili per riscoprire, no? Quello che c'è prossimo, il turismo di prossimità, ma sotto una prospettiva assolutamente diversa. Nell'ambito turistico si lavora molto anche sulla possibilità di ripercorrere lo stesso territorio da prospettive diverse. Banalmente noi al Bo fanno dei percorsi turistici ogni volta tematici, le donne al Bo, il cinema al Bo, e questo ha fatto sì che per esempio i convegnisti che vengono da ogni parte del mondo facciano lo stesso percorso più volte, mentre prima ci assicuravano i colleghi che seguono questa proposta, la facevano una volta e poi si domandavano perché avrebbero dovuto tornare. Ecco, il suono offre al riguardo possibilità veramente molto forti e ci sono oramai molte realtà che lavorano molto bene con appunto queste proposte, chiamiamole alternative, di nicchia, insomma come vogliamo. Tra l'altro diciamo che in generale il Veneto presenta molte potenzialità, c'è qui Gemo con cui Francesco ha lavorato che poi apre tutto un filone di etno, no? E quindi... Se posso dire una cosa, sì. Volevo intervenire. Prego. Se hai voglia di venire qua così con il microfono viene registrata anche il tuo intervento. Fabio, Diversamente, vieni. sai, io sono un fonico di secondo lavoro e ci tengo molto a questo. Grazie. No, io volevo solo fare una riflessione, non una domanda, ma con Francesco ci conosciamo. E in questo momento io parlo da antropologo, visto che è la mia professione, e devo dire che questo progetto, quando me ne ha parlato Francesco, l'ho accolto con molto entusiasmo perché lo ritengo un progetto estremamente interessante. E, muovendomi da 30 anni nell'ambito dell'antropologia e io occupandomi soprattutto comunque di cinema e quindi di antropologia visuale, della documentaristica, devo dire che a livello internazionale, all'interno di congressi, eccetera, tutta la parte dedicata alla documentazione sonora è pressoché scomparsa. Appartiene come a un passato storico di quello che è stato il percorso dell'antropologia, invece di essersi affiancato in qualche modo a supportare la documentazione, a quella strettamente visiva e comunque sempre sonora. Però la tecnica proprio della registrazione del suono si è completamente dissolta. Io credo invece che questo progetto abbia un potenziale enorme, a prescindere ora dall'immediata fruizione di che cosa se ne farà di tutto questo materiale. Anzi credo, perché poi parte comunque da Francesco che si occupa di cinema, ma in realtà questo lavoro, una volta raccolto tutto questo materiale, si apre a ventaglio un potenziale enorme che va al di là dello stretto mondo del cinema. Quindi credo che sia un progetto da sostenere e da sviluppare. Io sicuramente lo porterò, adesso io ho visto nella mappatura buona parte ovviamente dell'Italia, io lavorando molto con l'Università Messicana, sicuramente io il Messico lo coinvolgo in questa cosa. Penso che l'Istituto Nazionale di Antropologia sarà estremamente interessato a un'operazione di questo tipo, perché la ritengo estremamente... straordinaria. Io sono responsabile peraltro della scuola di cinema documentario etnografico dove insegna anche Francesco e sono responsabile dell'Etno Film Fest, che è un festival sul documentario etnografico ed è da anni che ho intenzione, come dire, di allargare la parte dei paesaggi sonori. Quindi quello che posso dire è che sicuramente dalla prossima edizione oramai è tassativo che ci sarà una parte legata proprio alla documentazione sonora, perché per me va sviluppata e va recuperata soprattutto e non sempre vista come supporto alla parte, diciamo, visiva, ma ecco, esatto. E su questo c'è anche Francesco De Mellis, l'etnomusicologo di Roma, che sta sostenendo questo percorso che stiamo facendo, quindi insomma io sono molto contento di questo progetto di Francesco, quindi un grande in bocca al lupo, ma credo che avrà nei prossimi anni un interesse veramente importante. Grazie mille ai panelist e a voi per essere venuti.